Sono passati ormai più di 90 anni, da quando la nostra regione, terra di confine tra gli stati belligeranti, venne eletta luogo privilegiato di concentrazione di truppe durante il primo conflitto mondiale. L'esigenza di controllare i movimenti avversari portò alla occupazione di vette e creste situate in luoghi strategici. Gli uomini degli opposti schieramenti si trovarono così a combattere in alta quota, in ambienti ostili per altitudine, stagione e clima. In condizioni di scarso equipaggiamento e spesso non abituati alla frequentazione delle zone alpine, i nostri soldati furono vittime oltre che del fuoco nemico, del freddo e delle slavine, lasciando nelle trincee un pesante tributo di sangue. A distanza di quasi un secolo, la presenza di questi soldati è ancora avvertibile sulle nostre montagne, laddove il tempo non ha cancellato i segni della tragedia bellica. I resti di quel periodo sono ancora numerosi e spesso ben conservati. Si tratta di ricoveri in muratura, edificati in quota a ridosso delle pareti rocciose, manufatti, infrastrutture come ponti o teleferiche, chilometri di trinceramenti, edifici votati a caserme o ospedali, per finire con le insegne dedicate al corpo di appartenenza. Strade e mulattiere, disegnate per alcune migliaia di chilometri dal genio militare, ancora oggi ci permettono una comoda percorrenza sulle montagne e vogliono ricordare il valore di chi ha provveduto a realizzarle in tempi brevi e in condizioni spesso estreme. Possiamo così affermare con certezza che furono costruite con criteri e materiali spesso più oculati di quanto venga fatto oggi. Prova ne è la loro conservazione nel tempo. Guardare con occhio attento a queste opere e soffermarsi sia pure per un istante a meditare equivale a rendere il giusto tributo, un modesto segno di riconoscenza per chi, salito su queste vette, spesso non ne discese mai. Per non disperdere la memoria di quei fatti, il nome di alcuni valorosi è stato spesso utilizzato per rifugi o ricoveri. Ecco che allora il ricovero Bernardini, Sai Due Pizzi, è stato dedicato al tenente alpino del battaglione Gemona che conquistò la posizione del Pizzo orientale. Il nome del battaglione stesso è ricordato nel ricovero ottenuto sui ruderi del villaggio di guerra, ai piedi dello Yohti Miezegnot, ed anche nel bellissimo sentiero che percorre tutta la dorsale della Valdogna. Presso la vetta del Montasio si riconoscono ormai a stento i resti del ricovero dedicato ai fratelli Garrone, mentre sulle pendici del Palpiccolo si possono visitare gli edifici dedicati al generale Cantore. Anche il più conosciuto rifugio Lambertenghi Romanin è stato intitolato a 2 militari, caduti durante le prime fasi del conflitto. La lista non si ferma qui e si potrebbe continuare con i fratelli Nordio, 2 volontari triestini, i fratelli Grego, Carlo Stuparic, Guido Corsi, Luigi Pellarini e Guido Brunner, quasi tutti accomunati dal fatto di essere volontari pluridecorati e caduti sul campo di battaglia. La notevole quantità di resti bellici ancora visitabili costituisce senz'altro per lo storico appassionato, come per il semplice escursionista, motivo di grande interesse. Tra le tante escursioni che potete trovare su www.sentierinatura.it che si svolgono sulle zone del fronte, abbiamo scelto 2 proposte di medio impegno. La prima ha inizio dal passo di Monte Croce Carnico, dove un sentiero sulla sinistra, poco oltre il confine, consente di salire alla creta di Collinetta, caposaldo strategico per la favorevole posizione sulle vie di accesso al passo. Superato il primo tratto di bosco, si entra nella galleria, scavata quasi verticalmente nella roccia e attrezzata da cavi e gradini. Dopo esserne usciti, si prosegue tra resti di postazioni e poi lungo la mulattiera delle gallerie, suggestivo percorso esposto ma attrezzato, intagliato a mezza costa sulle pareti meridionali della creta di Collinetta. La mulattiera confluisce nel sentiero che sale dal fondovalle e che prosegue a tornanti verso la Cresta Verde. Dalla ampia insellatura
il sentiero piega a destra, mirando a ruderi di costruzioni militari fino a giungere ad un intaglio. Successivamente si rimonta a svolte un pendio disseminato di gallerie e manufatti fino a guadagnare la cima orientale, splendido belvedere sul passo di Monte Croce Carnico. Spostiamoci ora in Val Raccolana per salire al Quel della Baretta, ultima propaggine della lunga catena del Monte Cimone. Dal piccolo borgo di Patoc il sentiero rimonta nella rada pineta a svolte, sfiorando il profondo canalone del Rio Sbrici. Dopo essere confluito nella cosiddetta Via Alta, il sentiero piega a sinistra lungo un traverso che taglia ripidissimi fianchi rocciosi e perviene allo stretto e profondo intaglio di Forca Galandin. Si prosegue tra i mughi fino alla gola del Rio Fontanis, nei cui pressi un cavo ci aiuta a superare un passaggio reso insidioso dalla natura friabile del terreno. Dopo aver assecondato un altro impluvio, si risale a svolte su terreno un po' accidentato verso la cima. Il sentiero passa accanto ai resti di alcuni edifici ed esce definitivamente dalla boscaglia, guadagnando la panoramica vetta del Quel della Baretta. Assai interessante è il complesso di gallerie a raggiera, che portano ad altrettante camere ancora illuminate da grandi feritoie.